Eccoci qua, mister. Una sconfitta di misura come numero di gol, però il Portogallo ha fatto qualcosa in più, però è da recriminare da parte vostra quella grande occasione del gol proprio sul finire che vi avrebbe permesso di portare a casa un punto. Penso più alla partita o quel punto lì della partita? È chiaro che l'occasione è arrivata al 90esimo e quindi ti rimane l'idea chiara che avresti potuto pareggiare la partita. Essendo obiettivi, bisogna dire che il Portogallo è una gran bella squadra e che a tratti ci ha dominato e ha dimostrato di essere più squadra e anche con qualità superiori rispetto alle nostre. Abbiamo fatto un discreto secondo tempo in cui abbiamo avuto un po' più coraggio, abbiamo preso campo e abbiamo avuto un paio di occasioni, oltre a quella di Pignata, anche quella di Brandalise la considererei una gran bella occasione. Detto questo, ne hanno avute molte più loro. Sì, il Vazzola comunque sta facendo un buon campionato, a parte le ultime partite dove avete perso qualche punto, le vostre ambizioni rimangono quali? Ma le ambizioni sono quelle di salvarsi il prima possibile, magari giocando anche bene a calcio, non è facile. Ultimamente abbiamo avuto le partite anche un po' sfortunate, decise da qualche episodio. Domenica scorsa al 92esimo un piccolo errore ci ha condizionato, è un periodo che gira un po' così. Oggi era difficile come pensavamo, volevamo fare qualcosa di meglio sicuramente, però l'obiettivo, ripeto, rimane quello di salvarci il prima possibile. E allora in conclusione non ha niente da recriminare ai suoi ragazzi, è fatto il possibile. Quando perdi le partite c'è sempre qualcosa da recriminare, ok? Perché potevi fare sicuramente meglio, anzi dovevamo fare sicuramente meglio, abbiamo scalato male a centrocampo, in alcune ripartenze abbiamo preso la decisione sbagliata e dietro abbiamo commesso qualche leggerezza di reparto che parlandoci un po' di più forse potevamo evitare, quindi qualcosa da recriminare c'è sempre. Detto ciò, i ragazzi so che hanno dato tutto quello che avevano, quindi da quel punto di vista lì non ho niente dal punto di vista atletico, insomma hanno dato tutto quello che avevano, quindi lì non ho niente da dire. Perciò la domenica si continua. Bene, grazie mister. Grazie a voi.